Niente termovalorizzatori e riduzione della Tari, puntando tutto sulla differenziata. Sono i 3 punti su cui si fonda il piano rifiuti della regione siciliana, firmato dal presidente Nello Musumeci, scritto dal neoassessore Alberto Piero Bon con la consulenza di Aurelio Angelini e approvato dalla Giunta. Un piano stralcio in attesa di uno più corposo che dovrebbe permettere di sbloccare i 170 milioni di fondi europei congelati a Bruxelles proprio per la mancanza di una strategia. E intanto stamattina cerimonia di premiazione a Catania dei comuni virtuosi in fatto di differenziata. In Sicilia sono 21. Il riconoscimento di oggi, spiega il governatore Musumeci, rappresenta uno stimolo a fare bene e meglio per tutte le altre amministrazioni. 3 comuni dell'Agrigentino, il primo è il piccolo centro montano di Sant'Angelo Muxaro che si è piazzato quinto nella classifica generale. La percentuale raggiunta è del 75,75%. Nella top 10 troviamo anche Sambuca di Sicilia con il 74,61%, mentre al 12° posto c'è Ioppolo Giancaxio con il 73,63% e al 17° posto il comune di Ribera, ultimo entro la quota del 70%. Il comune di Agrigento, facendo riferimento ai mesi fino a novembre, risulta al 358° posto nella graduatoria regionale con una percentuale che lambisce appena il 5%, e intanto nella città dei Templi sono state elevate 12 sanzioni da 150 euro ciascuna dalla Polizia Municipale. I destinatari altrettanti esercizi commerciali del Viale della Vittoria, di Via Atenea, del Lungomare, Falcone e Borsellino hanno violato l'ordinanza sindacale che dispone l'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata. Di fatto, dunque, gli esercizi commerciali non avrebbero osservato il calendario di raccolta che prevede ogni giorno l'esposizione dei mastelli corretti.